Sistemate al volo le campanelle da Duncan Matic, è ora di andare in partenza per la seconda corsa. Premio Gentleman Club Lazio, prova per il trofeo Croce Rossa Italiana. Sono in 7 al via, prova riservata ai gentleman con i cali di proprietà. 1 Danny La, Francesca Consoli, 2 Dawson De Greppi, Nicola Del Rosso, 3 Di Natà, Giuseppe Rizzo, 4 Diletta Rec, Leonardo Vastano, 5 Daniel Wise, AS, Giuseppe Marseglia, 6 Duncan Matic, Matteo Zaccherini, 7 Dulcinea di Casei, Vincenzo Vitagliano. Problemi per Dulcinea di Casei, che perde numerose lunghezze con una difesa caratteriale. Macchina prende velocità, entra in retta accelerando e stacca con velocissima Diletta Rec che scavalca Dawson dei Greppi e scende alla corda. Al largo è partito bene anche Duncan Matic, si imbocca la prima curva con Diletta in vantaggio, Dawson in seconda posizione, Duncan Matic che sbaglia. Poi numero 6 Duncan Matic squalificato. Se ne vanno i primi 200 metri in 14:1 con Diletta Rec numero all'avanguardia. 1 Danny LA squalificato. Cerca di andare in anticipo su Daniel Wise S a chiedere strada a Diletta Rec, la quale non vuole però mandar via. Si completano in 29:1 i primi 400 metri di corsa e Dawson dei Greppi è allora costretto al largo dall'inserimento di Di Natà. In seconda pariglia al largo Daniel Wise S. Sono rimasti praticamente in 4 all'avanguardia con Dulcinea di Casei che insegue. 44 per i primi 600 metri di corsa per Diletta Rec che va via tutta. Dawson De Greppi che trova allora posto nella sua scia. Avanza Daniel Wise S. Una volta rimasto allo scoperto si porta su Diletta Rec che ha fatto 58,8 per la metà gara. Si va tutta. Diletta in vantaggio, Daniel Wise S all'attacco. Dawson dei Greppi lì sotto, ha fatto un parziale ma ora può rifiatare un po' in schiena, quindi Di Natà il chilometro in 1:14:1 con Diletta Rec che è sempre in vantaggio, Daniel Wise che continua ad attaccare, poi Dawson dei Greppi che si libera dalla scomoda scia di Diletta Rec che stanca a palo lontano. Passato Daniel Wise a S a 400 dalla conclusione, prova a ingambarsi Dawson dei Greppi, 15:3 la retta opposta alle tribune, 1:29,4 i 3/4 di miglio, con Dawson dei Greppi che cerca di spostare su Daniel Wise a S, il quale è sempre in vantaggio, Dawson che deve masticare la curva, poi Diletta Rec e Di Natale, retta d'arrivo per Daniel Wise a S in vantaggio, Dawson dei Greppi che prova a buttarsi di dentro, Daniel è in vantaggio, Dawson che ci prova, Daniel Wise a S che si difende fino in fondo, anzi stacca e vince facile. Secondo è Dawson dei Greppi, al terzo Di Natà. 31,6 ad arrivare, 1:15,2 ragguaglio cronometrico per il successo di Daniel Wise S, Giuseppe Marseglia per Alessandro Gocciadoro e la scuderia Marseglia. Successo dopo schema propizio per il figlio di What the Hill che nel finale si allunga e vince netto nei confronti di Dawson dei Greppi e di Natà.